Noi siamo veramente in negozio e quindi possiamo capire benissimo i problemi reali dei nostri colleghi e cercare tutti insieme di risolverli. A Treviso seguiamo tantissimo tutto quello che è la parte che vogliamo far sviluppare di commercio turistico, che un po' è carente. L'evento è il secondo anno che lo facciamo, già l'anno scorso c'è stato I Love Treviso con queste installazioni luminose di cuori in vari punti della città. Quest'anno abbiamo spostato alcuni cuori, che così diventa più intrigante la ricerca del dov'è il cuore. Abbiamo aggiunto Via Calmaggiore come installazioni luminose sospese, quindi abbiamo abbellito anche un po' quello che è il reparto di Piazza dei Signori e zone attigue. E ci sono questi cuori che portano luce in un periodo così che sarebbe un po' più buio rispetto ad altri momenti delle nostre stagioni, quindi grazie alla casa di cura Giovanni XXIII abbiamo avuto la possibilità di ripetere questa iniziativa che è piaciuta molto e ha fatto il Giro d'Italia di selfie l'anno scorso e speriamo sia ripetuta anche quest'anno.